di Vittorio Feltri. Buongiorno a tutti, bentornati al Bamba della settimana, l'antipremio che assegna su Radio Libertà al direttore Vittorio Feltri. Bentornato direttore. Grazie, un saluto a tutti. Eccoci, allora oggi diamo un Bamba che è, come dire, una presa d'atto, no, della cronaca politica di questi giorni, non si poteva non fare obiettivamente. Sì, certo, anzi ti invito a specificare meglio a chi è destinato il premio questa settimana. Ben volentieri. Allora, rullo di tamburi, noi non potevamo non dare un Bamba ad Antonio Tajani, ministro degli esteri, vice premier e leader, attuale di Forza Italia, per la, settimana un po' di follia politica sullo Ius Scholae, che lui è tornato a proporre con forza, il fatto che ci sia la cittadinanza automatica dopo un certo ciclo scolastico. La cosa non ha entusiasmato, per usare un eufemismo, gli alleati del centrodestra, non ha entusiasmato nemmeno Pier Silvio Berlusconi, che l'ha sostanzialmente bocciata pubblicamente. Allora, cos'è questa ossessione di Tajani per lo Ius Scholae? Perché come l'estate scorsa, appena si alza un po' la temperatura, Tajani tira fuori questo tema. Come mai, a tuo giudizio? Questa è una cosa veramente che andrebbe analizzata sul piano psichiatrico, anche perché tra l'altro lo Ius Scholae non è una novità, insomma, se ne parla da anni, eccetera, ma in Italia non ha mai incontrato un grande successo. E invece lui insiste sempre, probabilmente vuole catturare una parte di simpatia di sinistra, perché lui nella sua testa vuole fare il Presidente della Repubblica. Ah, attenzione, quindi tu ci vedi una tattica più raffinata e nascosta di quello che sembra. Sì, nascosta sì, anche perché lui vuole andare d'accordo con la sinistra proprio per questo motivo, per poter sfruttare l'amicizia o la simpatia della sinistra per diventare Presidente della Repubblica. Diciamo che secondo me si illude di poter fare un'operazione del genere, però nella sua testa, nella cosa, evidentemente è possibile. Certo, è un desiderio destinato a essere frustrato, a tuo giudizio. Infatti. D'altronde, non so se avete seguito anche recentemente una polemica che riguarda proprio Tajani, il quale volendo fare appunto carriera, si è lasciato un po' andare il suo partito e proprio il Berlusconi ha detto che se non ci fosse Tajani bisognerebbe inventarlo, ma così in modo scherzoso, intanto che sono convinti che lui sia una persona paciosa che riesce ad andare d'accordo con tutti, ma naturalmente non ha il carisma e bisognerebbe fare un altro fatto meglio. Sei stato chiaro. Tra l'altro lo stesso Pier Silvio ieri ha detto: non credo che sia una priorità lo Ius Scholae, sono più contrario che favorevole. Che ne pensi Tajani? È una bocciatura pesante politicamente quella di Pier Silvio Berlusconi, secondo te? Sì, è molto pesante e soprattutto, secondo me, segna definitivamente le illusioni di Tajani e notifica il fatto che ha persino la famiglia, dalla quale ha sempre ricevuto naturalmente i fondi per fare politica, ormai non si fida
del soldatino Tajani. Certo. Tra l'altro è abbastanza curiosa questa cosa. Non solo Silvio Berlusconi si è espresso più volte contro lo Ius Scholae, una volta famosa da Fabio Fazio, ma lo stesso Tajani nell'anno 2022, non nella preistoria, rilasciava il seguente virgolettato che ti volevo girare. Il PD sostiene proposte ideologiche divisive come lo Ius Scholae, che non è nell'agenda di questo governo di unità nazionale, allora Draghi. Irresponsabili sulla pelle degli italiani. Ma cos'è cambiato in questi anni? È cambiata il fatto che non c'è più Berlusconi, quindi non c'è più un muro divisivo, e lui pensa di poter naturalmente avere tutte le simpatie di sinistra facendo delle manovre di questo tipo, e non si rende conto che la gente ride. Sì, diciamo che ormai non sarebbe più ridere. Che è peggio, effettivamente. Tra l'altro tu conosci, ovviamente lo conosci nella sua veste politica, ma hai conosciuto bene Tajani anche nella sua veste professionale precedente, perché lui faceva il giornalista, se non sbaglio, no? Lo hai assunto o comunque lo hai incrociato nel suo percorso da giornalista? Diciamo che io, quando sono diventato direttore del giornale, dopo l'uscita di Montanelli, mi sono trovato Tajani fra i piedi, e devo dire che non è resistito a lungo, perché è subito andato via, preferendo fare il cameriere di Berlusconi piuttosto che il giornalista, e forse ha fatto bene. Ma che giornalista era, diciamo? Di cosa si occupava? Era della redazione romana e si occupava di politica interna. Certo. Però tu dici, diciamo, sostenendo che ha fatto bene a darsi alla politica, non ne hai un ricordo iperentusiasmante, ecco, questo lo possiamo dire. No, questo no, assolutamente no. Io non ho niente contro di lui, però non posso dire che fosse un professionista all'altezza. Beh, sei stato chiaro. Ti vorrei chiedere in chiusura, ma a tuo giudizio è destinata a durare la sua leadership in Forza Italia, e quindi anche questa apparente involuzione di Forza Italia, o ci saranno novità a breve? Ma a breve non ci saranno novità. Poi naturalmente anche Tajani, come tutte le cose, è destinato ad essere archiviato. Però per il momento credo che resista. Chiaro, sì, ha una dote di galleggiamento sicuramente indubbia, ecco, questo lo possiamo dire. Sì, assolutamente sì, e questo è il punto. Esatto, lo sottolineiamo, ribadiamo un bamba che non si poteva non dare questa settimana ad Antonio Tajani, e ti ringrazio come al solito, ti do appuntamento a giovedì prossimo. Molto, molto bene, ci vediamo, tanti auguri a tutti. A presto, direttore. Avete ascoltato il Bamba della settimana di Vittorio Feltri.